Buongiorno, le principali notizie. A Niscemi il giorno dopo il terremoto, giudiziario con 4 presidenti della regione indagati per l'inchiesta sulla frana, i comitati dei residenti pronti a una class action. La politica reagisce all'indagine. Anche il settore marittimo siciliano aderisce alla protesta per il caro carburante, intanto i supermercati sono regolarmente riforniti come i distributori di benzina. E catanese la giornalista corrispondente del Corriere della Sera che ha intervistato Trump nella telefonata in cui attaccava la premier Meloni. Incidente mortale in Corso d'Emilia a Palermo, un trentenne in monopattino è stato investito e ucciso da un automobilista e la vittima era originaria del Ghana. Nasce a Catania l'area territoriale di ricerca del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, un polo d'eccellenza unico che unisce scienza, imprese e territorio. Gli spettacoli in concerto a Ragusa, il trombettista Paolo Fresu e il sassofonista Rino Cirinna conducono il pubblico in un viaggio sonoro che racconta il Mediterraneo. Il Catania ricomincia da Toscano, ennesima rivoluzione per inseguire l'obiettivo della Serie B, chiuso il rapporto con il direttore sportivo Pastore. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti. E dunque il giorno dopo il terremoto giudiziario con 4 presidenti della regione indagati per l'inchiesta sulla frana di Niscemi, i comitati dei residenti pronti a un'azione collettiva. Sentiamo Gerri Italia. A quasi 3 mesi dalla frana che il 25 gennaio ha sconvolto Niscemi, la Procura di Gela ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati tra vertici politici e dirigenti regionali, un passaggio atteso che riaccende però il dibattito in città. A Niscemi la vita sembra riprendere lentamente il suo ritmo, le transenne sono state arretrate, i mezzi di soccorso non ci sono più, ma la ferita resta visibile non solo nel terreno ma anche tra i cittadini. Nel quartiere più vicino al fronte franoso si torna a parlare ogni giorno di ciò che non è stato fatto, interventi previsti e opere mai realizzate, e intanto il ritorno alla normalità è lento, molti sfollati sono rientrati da poco, altri vivono ancora nell'incertezza. Daniela, insegnante, è rientrata nella sua abitazione appena 3 settimane fa e oggi rilancia la necessità di tutelare chi è rimasto escluso dagli aiuti. Siamo passati dal vivere nel vanto di essere residenti nella parte più antica della nostra città al vedere i nostri immobili completamente svalutati da questo disastro ambientale che ha devastato la nostra città. Abbiamo intenzione di promuovere una class action affinché i nostri diritti vengano tutelati e affinché i responsabili ne rispondano nelle sedi opportune. Secondo gli inquirenti, gli interventi per la mitigazione del rischio erano stati progettati e finanziati, lavori che però, stando alle indagini, non sarebbero mai stati realizzati. Una ricostruzione che alimenta la rabbia soprattutto tra commercianti e residenti che in questi mesi hanno visto le proprie attività fermarsi. Di qualcuno la colpa è e qualcuno dovrebbe assumersi le responsabilità, perché le attività e gli esercenti di Niscemi da 60 giorni vivono in uno stato di precarietà, in uno stato di economico davvero molto grave. Qui, tra le case in bilico sul pendio e i cartelli della zona rossa, resta la sensazione che la frana abbia portato alla luce una lunga storia di omissioni, una verità che ora la magistratura prova a ricostruire. È proprio di magistratura, dunque della Procura di Gela, sbaglia il bersaglio. Queste le reazioni politiche dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di 4 presidenti e 9 funzionari per i mancati interventi sulla frana appunto di Niscemi. Il ministro Musumeci ricorda di essere stato il primo a parlare di questa vicenda in Parlamento. Il presidente Schifani si dice sereno. Sentiamo Manlio Viola. Nessuna richiesta e nessun progetto di intervento è mai arrivato nell'arco degli ultimi 9 anni da Niscemi all'Ufficio regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico. Lo scrive in una nota ufficiale proprio l'ufficio del commissario straordinario per gli interventi dopo l'iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Gela di 13 persone, fra cui funzionari e dirigenti dell'ufficio e gli ultimi 4 presidenti della regione per i mancati interventi proprio sulla frana di Niscemi. L'ufficio sposta dunque l'attenzione e descrive la procedura di legge che la Procura non avrebbe tenuto in nessuna considerazione. Di fatto sarebbe toccato al Comune o al libero consorzio presentare il progetto e chiederne il finanziamento, passaggi mai effettuati, e senza questi passaggi gli uffici non hanno per legge nessuna possibilità di intervento.
È la spiegazione tecnica che segue le reazioni politiche, a cominciare da quella dell'ex presidente e attuale ministro Nello Musumeci, che ribadisce di essere stato il primo a parlare di questi fatti. Ciò che avevo da dire l'ho già detto in Parlamento, sostiene Musumeci. Si dice sereno anche l'attuale presidente Renato Schifani, sicuro di aver agito correttamente, e anche Gaetano Galvagno, presidente dell'ARS, come Giorgio Assenza, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, sottolineano che dell'inchiesta emergerà anche chi si è comportato correttamente. Di atto dovuto parla anche l'ex presidente Raffaele Lombardo e sottolinea la propria assoluta estraneità ai fatti. Va oltre soltanto l'ex presidente Rosario Crocetta, che non ne sapeva niente. Nei miei 5 anni di governo nessuno mi informò mai della situazione di Niscemi, dice nella sua dichiarazione. Restiamo fermi fino a quando non ci convocano a Roma. Prosegue lo sciopero degli autotrasportatori siciliani, fermi fino alla mezzanotte di sabato. Alta l'adesione alla protesta con 30.000 veicoli sulle banchine dei porti. Fra le richieste ci sono 100 milioni di euro per far fronte al caro biglietti navi. E dello sciopero del consorzio degli autotrasportatori siciliani con le relative ripercussioni si parlerà tra poco a Sicilia 24 Focus. Ospiti di Roberta Lunghi, Giorgio Sant'Ambrogio, CEO del gruppo Vegè e vicepresidente nazionale di Federdistribuzioni, Maria Giovanna Termini, giurista coordinatrice del Comitato Autotrasportatori Siciliani, Salvatore Bella, presidente del Comitato Autotrasportatori sempre siciliani, Alberto Organo, presidente dell'Associazione Grossisti Ortofrutta Confcommercio di Palermo. In onda dopo il TG alle 14.30, in streaming su siciliaweb.it, i vostri messaggi al 342 74 55 005. E vediamo quali sono state le ripercussioni. Ovviamente siamo stati oggi nei supermercati per vedere qual è la situazione appunto di questo fermo degli autotrasportatori. Ci dice tutto Tonino De Mana. Tanto rumore per nulla, o la quiete, dopo la tempesta. In un modo o nell'altro Catania si è risvegliata senza code ai supermercati, con gli scaffali regolarmente pieni di assortiti e con il deserto alle pompe di benzina. La corsa alle derrate alimentari si è già fermata, per altri non è mai iniziata. È andata a mancare rifornimento, non ho fatto nulla di tutto questo. Lei sta andando al supermercato per il necessario? Necessario e giornaliero. Hai fatto rifornimento d'acqua perché? Perché hai paura che non si trova più l'acqua? No, semplicemente perché la faccio una volta a settimana. Ma negli scaffali ha trovato tutto oppure mancavano dei prodotti? No, ho trovato tutto. In tanti puntano il dito contro i social, spesso cassa di risonanza nel bene e nel male. Basta un annuncio, un qualcosa che la psicosi delle persone va alle stelle. Tu sei stato uno di quelli che si è terrorizzato per questo blocco dei tir? Ma assolutamente no, perché era specificato che comunque erano quelli fermi nei piazzali. C'è stata una psicosi oppure no? Certo che c'è stato, ci si fa sempre, con questo che succede sarà ancora peggio. Penso come sempre i social hanno ormai nelle nostre vite un impatto fondamentale. Supermercati regolarmente riforniti e carburanti che in realtà non sono mai mancati nei distributori siciliani. Allarmismo che ha scatenato una specie di psicosi dovuta a una cattiva informazione e a quello che gli automobilisti hanno letto in questi giorni sui social. Dopo le file anche notturne alle pompe di benzina, oggi si registra l'effetto opposto. Però questo ha creato file infinite ai distributori di carburante, con il risultato che ora per i prossimi almeno 10 giorni i distributori saranno deserti. E chi si è precipitato a fare il pieno per qualche giorno da queste parti non si farà vedere. Questo per quanto riguarda i consumatori, però c'è anche il settore marittimo siciliano che aderisce alla protesta per il caro carburante. Gli armatori infatti lanciano l'allarme per le forniture ittiche a rischio. Il 2026 sarà, dicono, considerato l'anno peggiore per la pesca in Sicilia. Laura Spanò. Non risparmia neppure il mare, il caro gasolio, fermi anche gli armatori dell'isola e così anche il settore marittimo. A Mazara del Vallo la crisi aggravata da tensioni internazionali e mareggiate vede la Federazione Armatori Siciliani promuovere la sospensione delle attività, rendendo il 2026 un anno terribile per la pesca in Sicilia. Il settore marittimo lancia l'allarme forniture ittiche a rischio, come sottolinea l'armatore Santino Adamo, vicepresidente di Federpesca Nazionale. Il caro gasolio incide il 50% dei costi certi di un motopeschereccio. Se aumenta a dismisura, come si vede che si è raddoppiato a causa della guerra USA-Iran, significa che le barche per i costi non possono andare più a pescare, anche perché il gasolio è un costo certo e i ricavi sono incerti.
assolutamente non si può assicurare un ricavo e per l'armatore e per il contributo e la paga per l'equipaggio. La protesta di armatori e marittimi si accoda assieme a quella di altri comparti. Non uscendo in mare non viene garantita la fornitura ittica che giornalmente viene assicurata ai mercati ittici e non solo, provocando altri danni all'economia siciliana. Una protesta che giunge mentre già è stagione di tonno e pesce spada. La nuova impennata del carburante colpisce così duramente un comparto già in grande difficoltà. Restiamo in tema di crisi internazionale perché Catanese, la giornalista siciliana corrispondente del Corriere della Sera che ha intervistato Trump nella telefonata in cui attacca la premier Meloni. L'ha incontrata per noi Lorena Dolci. Ma come si fa a chiamare al telefono l'uomo più potente del mondo? Attraverso quanti filtri bisogna passare? Nessuno. Cioè, ci stai dicendo che hai il suo telefono? Viviana Mazza, siciliana di 47 anni, è la giornalista che ha chiamato il presidente Trump e con quella intervista telefonica carica di accuse ha sancito la rottura di un idillio con la nostra premier Meloni. In questi giorni è in vacanza tra Catania e Taormina in visita alla sua famiglia. È chiaramente una presidenza unica nel suo genere, anche il fatto di poter chiamare il presidente degli Stati Uniti per telefono, io non credo che sia qualcosa che anche i colleghi americani che hanno ancora anche più anni di carriera alle loro spalle di me avrebbero potuto immaginare. Dal 2022 Viviana segue per il Corriere della Sera i fatti americani, testimone oculare dei cambiamenti politici in atto, dagli incontri in Alaska con Putin allo scandalo degli Epstein File, alle guerre che infiammano il mondo. Per esempio il momento in cui Zelensky andò alla Casa Bianca e questa rottura questa strigliata in mondovisione. Questa strigliata si realizzò davanti ai nostri occhi. A Catania gli studi e i primi passi nel giornalismo, poi un master a New York e l'inizio di una brillante carriera. Restare o partire? Il suo consiglio ai giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. Se hanno la possibilità di restare, questa è una terra incredibile, fantastica, dove ci sono delle cose che non troverete da nessun'altra parte. Quindi sicuramente dipende anche dal loro, cioè per ciascuno secondo me dipende da quello che tu, da che cosa sei bravo a fare. L'intervista più ampia a Viviana Mazza sarà trasmessa nel Focus in onda su Telecolor giovedì 23 aprile alle 14:30. Veniamo alla cronaca, ci spostiamo a Palermo dove c'è stato un incidente mortale in Corso dei Mille, un trentenne in monopattino è stato investito e ucciso da un automobilista, la vittima era di origine del Ghana. Marco Gullà. Il silenzio dell'alba viene spezzato dal tragico impatto tra un'auto e un monopattino. Tragedia all'alba in Corso dei Mille a Palermo, un violento impatto che è costato la vita a un uomo di 30 anni. L'incidente si è verificato intorno alle 6 all'altezza di via Cilluffo, nel quartiere Guarnaschelli, coinvolgendo un monopattino elettrico e una BMW. La vittima, un trentenne originario del Ghana, è deceduta sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, l'uomo stava percorrendo la carreggiata in direzione Villa Abate a bordo del suo monopattino. Dalla parte opposta sopraggiungeva la vettura guidata da un ventenne che stava procedendo verso il centro città. Per ragioni che sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità, i due mezzi si sono scontrati frontalmente, quasi al centro della strada. La violenza dell'urto è stata tale da sbalzare il trentenne a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto, facendolo finire contro un'auto parcheggiata lungo il marciapiede. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il conducente della BMW è stato sottoposto all'alcol test che ha dato esito negativo, escludendo dunque l'ipotesi di una guida sotto effetto di sostanze alcoliche al momento del dramma. Le immagini registrate dai sistemi di sicurezza saranno fondamentali per stabilire con precisione cosa è successo. Restiamo a Palermo, salgono a 4 gli indagati per l'omicidio colposo nell'inchiesta per la tragedia sul lavoro in via Maturano. Ricostruita la sequenza di errori e omissioni che ha portato alla morte di 2 operai. Manlio Viola.
Una drammatica sequenza di errori e di omissioni sarebbe alla base della tragedia di via Ruggero Marturano a Palermo, costata la vita a 2 operai precipitati con il cestello della gru su cui stavano lavorando nel sottobalcone dell'attico di un condominio. Salgono a 4 le persone indagate per omicidio colposo. Si tratta del proprietario dell'immobile che ha commissionato i lavori senza accertarsi della regolarità, del titolare dell'impresa Ediltech Salvatore Macaluso e adesso anche del titolare dell'impresa che ha affittato la gru Giovanni Agliuzza, oltre che del gruista incaricato del movimento del mezzo Vincenzo Costa. La sequenza di errori ed omissioni inizia con la mancata richiesta di apertura del cantiere che avrebbe dovuto comportare la chiusura di una porzione della strada. Continua con la lamentela del gommista sottostante davanti la quale la gru era stata posizionata e finisce con lo spostamento del mezzo troppo lontano dall'area dell'intervento. Sarebbe questo il passaggio decisivo, il braccio della gru sarebbe stato esteso troppo e la gru stessa si sarebbe sbilanciata. Per questo il braccio avrebbe ceduto piegandosi e causando il crollo. Il mezzo è dotato di un sistema di sicurezza che dovrebbe impedire questa estensione eccessiva, ma gli avvisi sarebbero stati ignorati. I periti dovranno stabilire se il sistema sia stato addirittura manomesso. Intanto oggi sono stati celebrati i funerali della prima delle 2 vittime, l'operaio romeno di 51 anni, mentre domani dovrebbe toccare i funerali del tunisino di 41. Gli investigatori di Palagonia, siamo nel Catanese, stanno valutando se incriminare per strage i 2 giovani di Mineo che a marzo hanno fatto esplodere con una molotov l'auto del rivale in amore di uno dei 2 arrestati dai carabinieri per fabbricazione e detenzione di esplosivo. Per la procura di Caltagirone hanno messo in pericolo la pubblica incolumità. A Mascali nel Catanese la polizia ha arrestato 2 corrieri della droga mentre stavano consegnando 3 kg di marijuana e 2,5 kg di hashish. I poliziotti hanno recuperato 2 buste di plastica nell'auto del 43enne contenente una quantità di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati trovati 25 panetti di hashish, 3 buste sottovuoto con la marijuana. I due uomini sono stati arrestati per detenzione e dispaccio di sostanze stupefacenti. Ci fermiamo una breve pausa, poi a Catania dove nasce un polo di eccellenza al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nasce a Catania l'area territoriale di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, un polo d'eccellenza unico che unisce scienza, imprese e territorio. Adelaide Barbagallo. Catania si conferma polo d'eccellenza per l'innovazione tecnologica e scientifica. È stata istituita ufficialmente l'area territoriale di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una struttura che nasce per unificare e potenziare la presenza dell'ente sul territorio, proponendosi come interlocutore unico per istituzioni, università e imprese locali. È uno strumento di coordinamento importante per gli istituti del CNR a Catania. E poi si vuole porre anche come un interlocutore per le istituzioni, per il territorio, l'impresa. Quanto è importante la ricerca proprio in questo periodo storico così particolare? La ricerca è fondamentale perché intanto porta benessere alle persone, migliora la loro qualità della vita in tutti i campi e qui a Catania operano istituti nel campo della chimica, del patrimonio culturale, della medicina, della fisica, delle scienze cognitive, quindi tutto questo deve essere un motore di sviluppo del nostro territorio. L'obiettivo è fare rete e valorizzare le competenze. Un'area dai numeri importanti. Eh sì, 240 sono le unità di personale coinvolto tra ricercatori tecnici e personale amministrativo. A questi aggiungiamo 60 giovani ricercatori a tempo determinato. La presentazione ufficiale è avvenuta nella sede di via Paolo Gaifami, segnando un passo cruciale per lo sviluppo economico e sociale della città etnea. Catania sta diventando baricentrica rispetto a tanti interessi di gruppi industriali importanti che stanno volendo consolidare la loro forza nella nostra città. Da oggi Catania ha dunque un nuovo, fortissimo punto di riferimento per la ricerca e l'innovazione, un'alleanza strategica tra scienza e territorio. E Catania anche ha a che fare con la robotica perché è in corso la sfida nazionale tra 860 studenti, 11 le regioni italiane rappresentate. Tonino De Mana. Cosa sta facendo in questo momento?
deve girare il labirinto, riconoscere delle vittime che possono essere o i cerchi o delle lettere greche. Esibizioni sul palco, gare di calcio da tavolo, percorsi accidentati, sfide 1 contro 1 e tra scuole. L'Istituto Archimede di Catania sta ospitando negli spazi di Sicilia Fiera Mister Bianco la finale nazionale di RoboCup Junior Academy 2026, competizione di robotica educativa riservata a studenti under 19 e valida per l'accesso ai campionati europei e mondiali. In gara 860 studenti in rappresentanza di ben 11 regioni italiane. A fare gli onori di casa proprio l'Archimede. È un onore e anche un grande impegno essere riusciti a fare venire per questa occasione tutte le scuole dall'Italia e tutte le squadre che partecipano alla robotica. Gli fa eco l'assessore alla pubblica istruzione Guzzardi. Grazie alla scuola Archimede, che è la scuola capofila a livello nazionale di questo RoboCup 2026, è un'iniziativa dove tantissime scuole, più di 800 ragazzi delle scuole superiori ma anche qualche scuola media, si sfidano in modo costruttivo sulle innovazioni di robotica. Lo fanno in modo costruttivo portando non solo la robotica ma anche con uno sketch teatrale insieme alla robotica. La competizione nasce per avvicinare gli studenti alla robotica e all'intelligenza artificiale attraverso attività pratiche, favorendo l'apprendimento e lo sviluppo di competenze trasversali. La musica, Paolo Fresu e Rino Cirinà raccontano il Mediterraneo attraverso la musica, appunto. Al Teatro Garibaldi di Modica ogni nota diventa un approdo. Veronica Barbarino. Un viaggio sonoro che profuma di jazz, sale, vento e memoria. Per la stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica, Paolo Fresu e Rino Cirinà portano in scena Sketch Off Island, un viaggio sonoro che racconta il Mediterraneo attraverso la musica, le sue isole e le infinite stratificazioni culturali che le abitano. La forza evocativa della tromba di Paolo Fresu e il raffinato sassofono di Rino Cirinà si intrecciano per dar vita ad un linguaggio contemporaneo ma che non dimentica le proprie radici. Un ascolto immersivo dove ogni nota diventa un approdo. Ci fermiamo con una breve pausa, poi il calcio, il Catania che ricomincia da capo e lo fa con il ritorno in panchina del tecnico toscano. Eccoci al calcio, il Catania ricomincia da capo, lo fa con Toscano, il tecnico che ha iniziato la stagione ma senza il direttore sportivo, ennesima rivoluzione per inseguire l'obiettivo della Serie B. Marco Carli. Dove eravamo rimasti? A questo gol di Casasola con l'Altamura che ha dato la vittoria al Catania, poi la corsa a perdifiato, le parole a favore del proprio allenatore. Inutili, è stata l'ultima partita di Toscano alla guida del Catania. Oggi il ritorno, il primo allenamento del nuovo corso dopo che il precedente, quello di William Viali, è durato 4 partite. La gara negativa col Picerno e l'altra sconfitta senza reazione, senza idee, con 2 gol, soprattutto il secondo presi in modo incredibile, oltre ai dialoghi fra giocatori e dirigenza, hanno portato all'avvicendamento. E adesso Toscano riparte. Tocca a lui provare a portare il Catania in B attraverso i playoff dopo un mese in cui era rimasto comunque al centro del dibattito, prima con le vicende legate al suo contratto, poi con i risultati di Viali e con la tifoseria che ne chiedeva a gran voce il ritorno. Con lui si proverà a ricompattare il gruppo che di conseguenza non avrà alibi in vista degli spareggi. La prima notizia dall'infermeria è negativa per il tecnico calabrese, l'infortunio muscolare per Casasola, riportato la scorsa settimana, lesione al retto femorale della gamba destra, già iniziato il percorso di recupero. Il ritorno di Toscano, si diceva, e poi Pastore che va via, chiusura del rapporto professionale per un ruolo, quello del DS, che non gode certo di fortuna con questa dirigenza, chiusi i rapporti per motivi ovviamente diversi con la Neri, Faggiano e appunto con Pastore. Quest'ultimo aveva avuto il merito di togliere gli esuberi e da qualche tempo era un po' ai margini e non ha partecipato ai vari avvicendamenti di allenatori. Insomma, altra rivoluzione per rincorrere l'obiettivo stagionale che resta la B, nonostante tutto.
Fallimento scongiurato per il Siracusa Calcio. Il Tribunale infatti ha preso atto del ritiro dell'istanza presentata dai creditori grazie ad un piano di risanamento del debito, salvando almeno per ora la società del presidente Alessandro Ricci. Ricordiamo che oggi alla mezzanotte scade il termine per il pagamento di stipendi e contributi. Una eventuale inottemperanza farebbe scattare l'ennesimo deferimento con conseguente penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. Veniamo al calcio a 5, altra vittoria per la Meta Catania che dopo la Coppa Italia si regala la Coppa Divisione. Vittoria netta contro l'Active Network a suon di gol e spettacolo, finisce 4-1. Podda segna la prima rete, bissata subito dopo da Gianluca. Ad inizio ripresa Musumeci chiude virtualmente la partita con 3-0. La rete della bandiera dei laziali e quella di Pulvirenti per la Meta concludono l'incontro. Dopo le due coppie adesso la squadra del presidente Enrico Musumeci insegue lo scudetto. È tutto, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.